non ci sono state. Riforme le abbiamo chieste con tutte le forze. Penso alla questione forse più importante di tutte, la riforma degli ammortizzatori sociali. Noi abbiamo un sistema di ammortizzatori sociali che è stato messo a dura prova dalla crisi, che è basato su due regole principali, che sono le regole di come si faceva sviluppo negli anni 70. Viene difeso chi ha il contratto a tempo indeterminato e la difesa è principalmente per le grandi imprese. Il nostro sistema di ammortizzatori sociali è costruito sull'Italia degli anni 70, costruito su questi due capisaldi. Dimostrazione di quello che sto dicendo è che per tutti gli altri gli ammortizzatori sociali si chiamano cassa in deroga. Se una cosa si chiama cassa in deroga e si usa la parola deroga non vuol dire la regola, vuol dire l'eccezione. Ma quando l'80% dei soldi va alla cassa in deroga e non alla cassa normale, vuol dire che probabilmente c'è qualcosa da cambiare. Ma lo sappiamo tutti, la gran parte dei lavoratori non è in quelle condizioni, non è nella grande impresa, e tanti, troppi sono i lavoratori che non hanno il contratto a tempo indeterminato e per i quali la crisi è l'elemento che colpisce più duramente. E allora una delle tante riforme che abbiamo chiesto in questi 2 anni, la riforma degli ammortizzatori sociali, essere in condizione di intervenire per la piccola impresa, per i lavoratori che stanno nella piccola e media impresa, essere in grado di aiutare quei lavoratori che lavorano con i contratti parasubordinati, che non hanno il contratto a tempo indeterminato. Sono tanti, sono stati le vittime, le principali vittime di questa crisi, perché oltretutto non hanno voce, sono soli, individuali, e senza voce la difesa è ancora più complessa. Ho citato questo tema, ne potrei citare tanti, ma riforma degli ammortizzatori sociali, così come altre grandi riforme. Per 2 anni noi abbiamo chiesto al governo di intervenire. Tutti i governi europei hanno fatto manovre per il rilancio della crescita. Tutti i governi europei sono intervenuti. L'Italia no. L'Italia no. L'Italia ha fatto un solo intervento, il governo italiano. Ha fatto un intervento tipico di come lavorano loro, un decreto legge che si chiama decreto incentivi, fatto la settimana prima del voto delle elezioni regionali, fatto con quel sistema del click day, ce lo ricordiamo, che ha raccontato, penso, 1000 storie di casino, di burocrazia, di complicatezza nel riuscire a mettere in campo un qualche cosa che è servito soltanto per fare la campagna elettorale. L'effetto zero, è costato naturalmente, effetto zero. Poi siccome c'era un ministro che inaugurava, perché è saltato per altri motivi, il Salone Nautico di Genova, ogni anno ci ha infilato dentro tra gli incentivi anche quelli per farsi gli yacht e cose di questo genere, come se in questo momento fosse quello il tema principale sul quale mettere soldi pubblici. Bene, tutto questo per 2 anni abbiamo chiesto a un governo che ci ha raccontato che le cose andavano bene, che noi eravamo i catastrofisti, che noi eravamo i pessimisti, e anzi ci ha raccontato che se uno è pessimista fa sì che le cose vadano male, invece bisogna essere ottimisti, perché essendo ottimisti le cose vanno bene. E all'improvviso si è svelato invece l'arcano e ci si è trovati davanti a Berlusconi che chiede sacrifici agli italiani. Credo che tutti noi, quando abbiamo visto la conferenza stampa l'altro giorno, siamo rimasti senza parole nel guardare anche la mimica facciale. Berlusconi che non gli veniva la parola, gli scattava. Berlusconi che raccontava un qualche cosa che non avrebbe voluto raccontare, di una manovra economica che ha fatto Tremonti, che ha imposto al governo, che ha imposto anche nella logica territoriale, una manovra economica le cui impronte digitali sono sulla storia delle province. Qui si vota per le province, perché sulla storia delle province, quando si dice, partono dicendo si aboliscono tutte le province, la Lega dice no. Poi dice no, allora si aboliscono quelle sotto i 220.000 abitanti,
la Lega a quel punto dice va bene, però bisogna togliere quelle che confinano con gli stati esteri, perché ovviamente lì c'è Sondrio, c'è Verbania, tutte le province governate dalla Lega, come se le province che confinano con gli stati esteri ci servano per difenderci dagli invasori o cose di questo genere. Non si capisce la logica per la quale debbano essere giocate in modo diverso. Quindi rimangono fuori 9 province, tutte province sparse per l'Italia. Poi alla fine ieri Berlusconi chiude da Parigi il discorso e capitola questo tema. Questo per dire le impronte digitali di questa manovra. Una manovra che reitera una scelta che questo governo ha fatto, l'utilizzo dei fondi FAS, per le aree meno utilizzate del nostro paese, usati per tutto il paese. Un lavoro che in queste settimane, in questi mesi, abbiamo cercato di stigmatizzare in tutti i modi. Manovra profondamente sbagliata perché priva di qualunque intervento per la crescita. Noi abbiamo detto subito, se vogliamo aiutare la crescita, la prima cosa da fare non è fare come dice Tremonti, e tra tutte le cose messe di tagli di tutti i tipi, poi ha aggiunto e ha raccontato a tutti IRAP zero per i nuovi insediamenti produttivi al sud, che detta così è molto bella, poi uno va a vedere e in verità non è così. In verità è, io dico alla regione, tu puoi togliere l'IRAP, io non ti do i soldi, però tu puoi togliere l'IRAP, nel frattempo ti tolgo altri soldi, però tu se vuoi puoi togliere l'IRAP, perché raccontata così è una presa in giro di proporzioni colossali.